Hildegarda e Marietto Veneziano. Seleziona il tuo destino. Unisciti a noi. Unisciti al nostro canale Telegram. Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella Splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto dal titolo, i sogni muoiono all'alba. Ma perché questo? La Hilde infatti mi ha detto, e gli incubi quanto durano? Beh, parliamo però della pillola dei sogni che muoiono all'alba. Perché questo? Perché alcune volte ci contattano delle persone che magari non ci seguono da anni, ma magari ci hanno trovato sul tubo casualmente o sui social, su Twitter, su Facebook, su TikTok o Instagram, insomma, dove volete voi, e ci chiamano per un consulto. Ci chiamano per un consulto e loro pensano che la magia sia un po' la Harry Potter, cioè nel senso che basta dire quattro paroline, insomma, un po' una cosa alla New Age. Allora, è vero che esistono persone che hanno, come si suol dire, queste caratteristiche, questi non sono doni, ma sono poteri, e i poteri sono cose che si conquistano, no? I doni sono un'altra cosa. I doni praticamente sono dei premi, no? Dei premi che si sono acquisiti nelle vite prime e karmicamente spettano, no? Invece i poteri sono delle conquiste fatte chiaramente in questa vita tramite generalmente sotterfugi o strategie. Però torniamo sui nostri passi. Allora, per poter dominare questo mondo, ci vogliono energie basse. Ci sono energie alte che chiaramente non riescono a scendere su questo mondo, fanno fatica e interagiscono perché chi comanda, l'eterico comanda il mondo, come diceva il mio vecchio, ma purtroppo fanno molto più fatica, sono più lenti, però sono più sicure, diciamo così. E invece quelle che voi vedete alla Harry Potter sono energie basse. Che cosa vuol dire? Che se vuoi tanto, devi dare tanto, cioè non è che è gratuito, eh? Alcune volte si scimmiotta, no? Questi film si fanno legamenti d'amore con sangue e via dicendo. E non è gratis, queste cose qua. A un certo punto suonerà qualcuno al campanello della vostra porta, vi verrà a bussare e verrà a chiedere, come si suol dire, un contributo o il prezzo che avete pattuito, ma che voi chiaramente vi siete dimenticati. Invece, quando si va a operare con alte energie, alte forze angeliche, chiamatelo poi come volete, perché vi ho già spiegato in altre pillole che gli angeli sono forze, no? Allora la cosa diventa più complicata. Quindi tutte quelle persone che alla New Age canalizzano, parlano con gli angeli, Reiki angelico, insomma, quelle cose lì da, come si dice, basso astrale, poi chiaramente porteranno sicuramente delle situazioni difficili in futuro, magari anche fra 15 anni, quando voi avrete perso l'idea di questo New Age, vi avrà consumato, vi renderete conto che la situazione non è poi come ve l'hanno prospettato, ci sarà un prezzo. Quindi sempre attenzione al Reiki, arrivano i nostri, gli extraterrestri, quelle cose lì. Perché? Perché hanno un prezzo, no? E quel giorno lì vi renderete conto che i segni muoiono. Ma torniamo un po' al discorso di chi ci contatta per magari sentire i prezzi. Allora, quando si opera con l'alta magia operativa, i prezzi chiaramente non sono da New Age, non sono da pacche sulle spalle, non sono da qui, non sono da là. Ci vuole la sua tempistica. Quindi, quando si entra nel mondo dell'alta magia, bisogna tenere presente che minimo ci vogliono 9 mesi. Lo ripeto, 9 mesi che il corpo eterico sia saturo. Quando si usa la radionica ci vuole un mese. Però la radionica, come vi ho spiegato tante altre volte, è come un robottino che vi pulisce la casa. L'alta magia è praticamente come una signora, una collaboratrice domestica che vi pulisce la casa in ogni punto e quindi è più analitica, è più in dettaglio. Il robottino invece fa solamente una cosa sola, no? Alla fine poi, se il circuito radionico è fatto bene, raggiunge il suo scopo. Ci metterà il suo tempo, ma raggiunge il suo scopo. L'alta magia, quando viene lanciata
non la ferma nessuno, no? Magari non è un anno, non è due, non è tre, non è quattro, non è cinque, ma alla fine porta a casa il risultato. Quindi è una cosa sicura, non ha controindicazioni, anzi, però ha i suoi costi, quindi non è che ci dovete venire a telefonare, a chiamare, a fare un consulto e poi sperare che l'Hildegard o il Marietto Veneziano lavorino gratis. Ci sono i costi alti del materiale, delle conoscenze, delle competenze e via dicendo. Perché quando ci si impegna per un lavoro bisogna avere l'idea. Perché purtroppo molti che entrano a contatto con la magia pensano che sia una cosa frivola, nella realtà forse è la cosa più difficile al mondo. Infatti di maghi veri in Italia ce ne sarà uno a regione, no? Uno o due a regione, quindi siamo 18-20 regioni, cosa siamo poi? Ci saranno 20-30 maghi in tutta Italia. Il resto sono bravini sicuramente, magari sanno leggere sibille, sanno magari scimmiottare qualche rito operativo, però sono nella media, non si possono neanche definire maghi, ma esoteristi. Invece il mago è quella persona completa, è quella persona che chiaramente ha tutte quelle qualità in cui riesce a salire fino ai piani celestiali. Bene, cari amici, quindi attenzione perché i sogni muoiono all'alba, non c'è nulla di gratis in questo mondo e quindi se non è una questione karmica, che ho un colpo di fortuna, che può sempre esistere, no? Ma quello è Dio che decide, ma tutto il resto bisogna conquistarselo col sudore. Non pensiate che esistano le cose che scendono dal cielo gratis. Tutto quello che scende, anche da basso astrale, ha un prezzo e il basso astrale ha un prezzo altissimo. Che beccate in questa vita o nella prossima, però ricordatevi che il basso astrale di voi non si dimenticherà